Allora, riprendiamo con la nostra segretaria. Io ho dato un po' così là della bocca dell'articolo 18. Lei dice devo dare due spiegazioni in più che sono mancate, dica. Sì, di fatto oggi l'articolo 18 lo spieghiamo un attimo per la gente che è a casa che magari non è tanto chiaro. Allora, l'articolo 18 prevede la tutela del posto di lavoro per quei lavoratori dipendenti nelle grandi realtà, quindi nelle aziende sopra i 15 di lavoratori, quindi sopra i 15 dipendenti. E non è che lo prevede sempre, lo prevede in due casi principalmente. Nel caso discriminatorio, quindi nel caso in cui il lavoratore venga licenziato, e nel caso disciplinare, a patto che venga dimostrato che non esisteva una giusta causa per il licenziamento. Ad oggi il governo, la modifica che propone dall'articolo 18 è di mantenere la realtà del discriminatorio, quindi quello non verrebbe toccato, da quello che trapelano, perché poi in realtà le leggi delega non è che sta scritto una delega speciale per l'articolo 18. E dall'altra parte, nel caso del disciplinare, liquidarlo esclusivamente con un accordo economico tra le parti, insomma, che poi molto probabilmente è un accordo un'indicazione che viene data dal governo, insomma. Ecco, noi l'unica cosa che abbiamo detto che in realtà, siccome ad oggi, nel momento in cui c'è un provvedimento disciplinare e quindi un licenziamento, è poi un giudice che decide se il licenziamento è legittimo oppure illegittimo. E quindi in realtà non è che andiamo a svincolare quei posti di lavoro per i quali Renzi dice che è molto più facile per le aziende poi andare ad assumere. Quindi, premesso che poi di quello si possa anche discutere, quello che dice la CGIL è esclusivamente ed è quello che poi viene condiviso anche dai nostri dirimpettari delle imprese, nel senso che anche loro dicono non è che io ho l'articolo 18 che oggi mi vieta di assumere, non è che togliendomi quello da domani io inizierò a assumere gente e avere posti di lavoro. Ma è chiarissimo questo, cioè Perché ovvio. dall'altra parte dovrei avere gli incentivi per avere uno sviluppo economico e dall'altra parte avere dei finanziamenti da parte dello Stato per incentivare le assunzioni. Quindi in realtà è sicuramente stato uno specchietto all'odole da parte di Renzi per dirottare la discussione mediatica su Certo, su è quello quell'argomento intendevo lì, dire, insomma. in modo che dopo si creavano poi un'eventuale Poi ovvio manifestazione. La CGIL comunque, ripeto, è scesa in piazza per difendere una serie di altre proposte, perché noi di proposte ne stiamo facendo al governo e questo governo non è che c'è nemico, nessuno vuole che il governo cada. Cioè, questo è un messaggio che io do forte qui, ma che lo stiamo ripetendo in tutte le sedi, nel senso che nessuno è contro questo governo. Vogliamo solamente che questo governo ci dia l'opportunità di dire quelle che sono le difficoltà che noi riscontriamo nei territori, perché secondo me gli dà l'opportunità loro di fare un cambiamento molto più efficace. Ecco, voi avete chiesto poi peraltro come sindacato anche di rivedere la legge Fornero. Sì, noi abbiamo chiesto a livello per le pensioni, perché ad oggi i conti che erano stati fatti su quelli che erano gli esodati famosi, tutti i numeri che sono stati dati prima dall'INPS, dopo dal governo e nella confusione, insomma, ci siamo trovati in difficoltà, perché cos'è che di fatto si è destrutturato? Una volta si firmavano gli accordi anche per appunto licenziamenti collettivi con percorsi di mobilità per fare in modo di far uscire lavoratori un po' più anziani e per far entrare i giovani in un percorso tutelato per entrambe le parti. E di fatto la riforma Fornero ha segnato un punto di cambiamento forte per certi pensionati che da lì ad andare in pensione di 2 anni si sono trovati rinviati di 6-7 anni. Se in certe tipologie di lavoro magari è anche possibile, su certe altre la vedo molto difficile e soprattutto è anche un ingombro per quanto riguarda l'azienda, nel senso che comunque è ovvio che una persona di 65 anni non ha le movenze o la dinamicità, chiamiamola così, di una persona che può avere su 30-40 anni. E quindi per questo abbiamo fatto la riapertura, nel senso che non vogliamo che venga cambiata quella legge perché sappiamo che non ci sono i presupposti per cambiarla, nel senso non ci sono disponibilità economiche per dare la pensione oggi con la vecchia legge, però diciamo che ci vuole una flessibilità, un percorso flessibile per quelle persone che si sono trovate dall'oggi al domani con leggi completamente differenti. Ecco, perché non c'è stata una posizione netta del sindacato, anzi all'interno delle strutture il sindacato ha tutelato quelle rendite di posizione come pensioni
d'argento d'oro, non sono solo quelle d'oro, ma ci sono anche quelle d'argento che sono importanti, le chiamo così nel senso che sono comunque pensioni pesanti, e non invece ha cercato di avvallare un certo tipo di provvedimento o sostenerlo con forza per una questione un po' di equità sociale, a fronte di cittadini che hanno veramente pensioni bassissime, di giovani che, boh, punto di domanda, chissà, non sì. l'avranno neanche perché lavorando a intermittenza, a meno che non vadano a lavorare con stabilità all'estero, ma non certo qua in Italia, che pensione possono avere, pur versando i contributi quando questi magari lavorano, si trovano invece posizioni, pensioni che sono fuori dalle logiche. Sto parlando magari non tanto del privato, che per carità, ma del pubblico, e questa è la cosa incredibile. Beh, lì in realtà non è che il sindacato ha tutelato, il sindacato purtroppo agisce in base alle leggi che ci sono. Noi di fatto ci siamo trovati, quella era la legge che esisteva, quella era la condizione e quelle sono state le situazioni per cui la gente aveva l'opportunità di Sì, andare sì, in no, quello pensione. senza dubbio, però naturalmente si possono andare a rivedere determinate situazioni, quando in realtà poi Ad c'è oggi in sempre realtà il stato... ritocco delle pensioni, noi l'unica cosa che chiediamo è che non ci siano impedimenti su quelle pensioni minime, nel senso che non andiamo ad intaccare o ad ostacolare quelle pensioni minime che comunque ad oggi garantiscono la sopravvivenza del nucleo delle famiglie che dicevamo prima. Quindi in realtà molto probabilmente nessuno si è mai opposto, penso nessun sindacato si opponga al fatto che comunque il ridimensionamento di queste pensioni d'oro, insomma, magari possa essere fatto. Ma sono realtà che sono distanti poi dal territorio che viviamo. Nel territorio che viviamo, tranne super direttori di grandi enti pubblici, la maggior parte della gente gira attorno a pensioni abbastanza normali. Poi nascevano dall'idea di una contribuzione da una parte e dall'altra parte di un sostegno sociale, che sono i numeri che abbiamo dato anche prima. Certo. Cosa si sentirebbe se potesse lei dare una risposta così all'osservazione che ha portato il Wall Street Journal, che criticava la piazza CGIL, no? La manifestazione di piazza della CGIL, dicendo vogliono mantenere intatte le garanzie del mercato del lavoro, leggo proprio testuale Sì. la traduzione, è il movimento per il suicidio economico dell'Italia. Questi sui titoli internazionali. Allora, il problema secondo me è che è stata vista la gente in piazza. Io dico, la piazza l'ho vissuta quel giorno. C'è E stata quindi... sì, sì, io ero ovviamente presente ed era una bella atmosfera. C'era una grande complicità tra il pensionato, tra il giovane, tra il lavoratore, tra il disoccupato. C'era una volontà di cambiamento e una volontà di dignità del lavoro. Ecco, questo io principalmente. Nessuno vuole tenere fermo il mercato del lavoro sulla situazione che è oggi. Da quella piazza il grido che partiva principalmente era di cercare di trovare delle soluzioni per i giovani e di trovare delle soluzioni per la sopravvivenza dei pensionati, mettiamola così. Infatti anche il palco, in realtà c'erano due giovani sindacalisti e un rappresentante rete degli studenti. Quindi era quello il messaggio e tutti gli interventi che sono stati secondo me tutti interventi costruttivi. Poi è ovvio che dall'altra parte l'Europa ci vede e vede una piazza di persone che va a protestare. È stata interpretata come una protesta contro il governo. E in realtà quello che io vorrei dire alla gente, ma portando esempi concreti, è che non c'era questa opposizione al governo, volevamo solamente dare il segnale che c'è una discussione che comunque la maggior parte dei lavoratori fa nelle aziende, Certo. o la maggior parte degli studenti fa nelle scuole, o E la quindi maggior parte delle persone sì. fa al bar, che poteva essere portata all'attenzione del governo. Faccio la battuta, siamo in chiusura, non abbiamo neanche il tempo, però la battuta viene spontanea, non l'ho Sì. fatta solo io, l'ha fatta anche altri. Se però la stessa cosa l'avesse fatto un governo di appartenenza di destra, se non sarebbe stata contro, per la stessa cosa, le stesse situazioni, forse anche più blande. Sì, beh, quello, cioè Cioè, nel soltanto senso, perché di fatto qui viene ci da si sé. riconosce un governo forse un po' più amico, ma ci sta Però di dimostrando fatto che non tanto è, amico non è. esatto, perché Poi, tanti hanno detto che se quella testa, anziché la testa di Renzi, fosse stata la testa di qualcun altro, che possiamo neanche, cioè, ricordiamo benissimo,
con gli stessi provvedimenti sarebbe stata l'insurrezione. Sì, poi sicuramente, ripeto, il sindacato in generale, se Perché le a livello risposte di Renzi unitario, sono molto nette. il sindacato scende per manifestare Certo. contro il provvedimento, non sicuramente contro la persona, insomma poi la persona in questo momento è il Presidente del Consiglio, cioè si assumerà responsabilità di esserlo. Ecco. Certo. Allora, la ringraziamo di essere stata qui con noi Grazie a voi. in questo incontro, giusto affrontare e dibattere anche certi temi per comprenderli meglio naturalmente, da chi anche ha vissuto direttamente certe situazioni e le sta affrontando poi unitamente ai lavoratori, nelle aziende, con il sindacato, eccetera. Ringraziamo voi di averci seguita, la segretaria la lasciamo scappare che aveva un appuntamento anche importante e grazie a voi, domani ci rivediamo. Arrivederci.